Ed eccoci qua, un saluto a tutti gli amici di Beps. Facciamo un breve riassunto del primo episodio, il 27 dell'11 2019. Passa la canzone Che Storia alla trasmissione radiofonica su Rai Radio 2, Il ruggito del coniglio. Trasmissione presentata da Antonello Dose e Marco Presta. Se non che la canzone partecipa alla Coppa Rimetti. Cos'è la Coppa Rimetti in breve? Allora diciamo che per gli haters, quelli brutti che si divertono a scrivere male di tutti, che vedono il mondo come un luogo dove far sempre rissa e che se no, che tu non sei bravo, no, è qua, è la coppa delle canzoni che fanno rimettere, nel senso che fanno proprio schifo. Non penso sia il mio caso. Mentre invece per quelli belli, quelli che amano il mondo, che vogliono bene al prossimo, che trovano sempre il lato positivo delle cose, che vedono il bicchiere mezzo pieno, che cos'è la Coppa Rimetti? Semplicemente la canzone che prende più voti viene rimessa anche nella puntata successiva, non è difficile vederla in questo modo. Detto questo, nell'episodio precedente Beps sfida Pietrantuono e vince con uno sfolgorante 3-0. Quest'oggi andremo ad ascoltare invece la puntata del 2 dicembre 2019. Ascoltiamo. Adesso, amici, è il momento di fare sul serio. Ah, Coppa Rimetti! il grande concorso di canzoni che voi proponete. Sì. Adesso non è per non prenderci la No, responsabilità. però è la verità. Allora, Ma che voi proponete? Io vorrei sapere chi. Se tu stai guardando questo video, scrivi sotto: io ho proposto la canzone Che Storia a Il ruggito del coniglio. Andiamo avanti. conosciamo lo sfidante, il nuovo brano di oggi di chi è? Chi è questo artista? Ma è ovvio, a grande richiesta, è Luca Bosio. Il Bosio. È il Bosio. E che ci canta Luca e il Bosio? Bosio ci canta Sempre per te. Per chi? Che ne so, Per te chi? lei. Ah, lei. Sentiamo, vai Bosio. Cosa resta alla fine della sera? Se adesso te ne vai, qui non è primavera. Per me la primavera, volta che ci Grande. penso in questo tempo denso. Noi nel futuro un Yo. po' mi spavento. Ti guardo e mi fai sorridi. bene. È un primo Giovanotti, sembra. Sì. Da piccolo non Anche ho un mai ultimo, cantato. secondo Mi me. vergognavo. Sembra Si cattivo, vergognava, ha Marco. detto, eh? Vabbè. Mamma mia. Come il marmo, per questo quando voglio odiarti, A me piace Antonello. calmo. Mi carmo, casomai. Guardare il tuo sorriso, vorrei raccontarlo ma devo essere conciso. Ora che sei con me, non puoi tornare indietro. Io con te sono completo. Io con te sono completo. Così ha detto? Sì. È completo? Si sente Come completo. Mazinga quando gli lanciavano i componenti, Ci diciamo. facciamo sopra gli scalini, due innamorati. Battutone. Due ragazzini, Ah, che vorrei dolce. dirti che mi manchi, ma sarebbe in parte vero, perché quando non ci sei qui sparisce il mondo intero. l'ha Sei detto, dolcissimo, l'ha detto. Bosio. Quadri per nasconderci dagli altri come Ma fossi starei a noi gli ascoltarlo per altri. ore. Sai, Però purtroppo il Purtroppo tempo stringe, non è il tempo possibile. è tiranno e c'è il campione in carica che preme. Troppo preme. La mattina a volte il campione in carica preme. Si tratta di Beps con Che Storia. Sentiamo Beps. Era un festone a casa mia. Eccone un altro, Inizia ad andar via. Te resti solo che ti Siamo soli mi e ti. Soli MNT. crea tipo una Ferma. Perché soli mi e ti The Beps? Marco, cioè Beps è proprio italiano triestino, quindi non mi e ti, ma mi e ti. E non è The Beps, ma è Beps. E Beps de Trieste, perché a Trieste de dovete son de Trieste, ma de non de. Andiamo avanti. ma ti te gade andar via. Ma prima ti te viendemi De mi? e te me fa così. Così come? Cos che me piaci. Quando te me basi. Cos che te me piaci. Qui siamo sul regionalistico. Meraviglia, Trieste. Cos che me piaci. Cos che me piaci Quando te me quando te me basi. Cos che te me piaci. Ma sta trombetta come la fa? Non lo voglio sapere. Farò un tutorial dove lo Sì, spiego. si va verso. Come fosse la prima volta,
un tragico rap. Bravissimo, Maxone, bravissimo. Sta fermo. Qua per questo passaggio volevo qualcosa che ricordasse un poco Brusco. E siccome Maxone, che è un gran cantante, secondo me poteva fare una voce simile, gli ho chiesto di collaborare, di cantarmi questo pezzetto rap, se così vogliamo dire, e devo dire che sono molto soddisfatto del risultato. Grande Maxone! Che sei stata in allegria, ti con la tua mula bever sprezzi compagnia, il sole e la sedine chi te colora il corpo, cosa mai potessi dar storto? Fermatelo, fermate anche Beps, è il momento di votare, amici, chiamate l'800 800 002. Abbiamo già una telefonata No, non è in possibile, linea. non è Sì, possibile. questi chiamano gli italiani. Pronto, chi sei? Buongiorno. Sì, però signora, lei deve trovare un fidanzato, lei deve rifarsi una vita. Mi scusi se glielo dico. Tesoro, per ma, chi non, voti? ma tu la illudi. Ecco. Fatti gli affari tuoi. Fatti gli affari tuoi, ma io parlavo per il Vabbè, suo Vabbè, se no bene. vuole Marco. soffrire. Vabbè, allora, per cara chi signora, voti, tesoro? tesoro dice. Sì, caro, dimmi. No, dico per chi vota, io traduco quello che dice. Mieti. Che mi piace quando tu mi baci. Sì. Antonio, Lo sapevo. Basi, e mi. Va bene, buona giornata. Ma che va bene, Grazie. tu approfitti Voto. delle radioascoltatrici. Pronto, qui pronto, Rai pronto. Radio 2, chi sei? Mariangela da Bari. Ehi, Mariangela, buongiorno. Allora Eh. Marco, facciamo così, io voglio essere la tua stalker così siete pari. Va bene, accetto. Mariangela, accetto. Allora, la prossima telefonata, preparati però delle frasi dolci. Forti. Capito? Senti, non è il mio caso, sono vecchia, sono Ma lascia stare. non vuol dire. Ma ancora soda però, il vintage scusami, va voglio molto, Lo dire. dici senti. tu, lo accetto. Va Sì. bene. Per chi Comunque, voti, voto tesoro? per il secondo, che poi è veramente secondo. carina, È eh? veramente È vero. graziosa la Viene seconda. voglia di ballare, Grazie, sì. ciao Mariangela, ciao. Pronto, chi è in linea? Buongiorno. Chi sei? Pronto? Dica, non si chiude in se stesso. Eccola. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Sono Alba. Alba. Ciao, Alba. Seconda. La seconda, Beh, cioè 3-0. no, 2-1 No, siamo, 2-1. perché Ah, 3-0? No, la prima. Marco, No, come ha Bosio, votato la seconda. Bosio. 3-0. Antonello, Ma fidati, ha detto siamo la 2-1. seconda. Antonello, non Grazie, fidarti, è ancora 3-0. andiamo avanti. Pronto? Pronto? Mamma mia. Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Allora, lei per chi si sente di Contare votare? fino a 3. Assolutamente per Brosio. Oh. Bosio, non è Bosio? Brosio, è 3-1. Bosio. Non è il vecchio Brosio che stava da Fazio, questo è un altro, una persona seria, Bosio. Grazie, 2-2. quindi due pari. Ma che 2-2, Prossima 3-1. decisiva. Pronto? Buongiorno. Pronto? Ciao, Buongiorno, per chi vota? ma nettamente la 2, troppo divertente. E niente, il vecchio Beps. No, però noi abbiamo Beps. Beps Storia. vince. Grazie, quindi passa ancora una volta il turno. Grazie, è sempre una manifestazione Complimenti. avvincente, ma attenzione, Vabbè, ce n'è un'altra di manifestazione sì. E avvincente. niente, quindi volevo questa volta ringraziare di cuore tutti i radioascoltatori che chiamano e votano cantando o anche semplicemente dando la loro preferenza alla mia canzone Che Storia. E voglio dirti, Marco, visto che mi sembra che siete esperti di brogli, sappi che ogni volta che qualcuno tenta di corromperti io sono pronto a darti il doppio. Quindi se uno ti do 7 euro se dici che è 2-1 anziché 3-0, io ti pago il doppio, 14 euro, ok? Ciao a tutti, alla prossima, perché ci sarà una prossima puntata, non vedo l'ora. Lui il che balla ma più balla Trieste, Trieste, Trieste. Lui il che balla ma più balla Trieste, Trieste, Trieste. Tanto tanto balla. Caspita che bella. Baby baby.